Buonasera al mister dell'Ascari Cefalù Comito. Allora, anche alla prima di campionato il Lascari Cefalù cala il poker e quindi diciamo conferma quanto di buono si era già visto nel precampionato e all'esordio di Coppa Italia. Un commento sulla partita di oggi. Ma diciamo che oggi la partita è stata diversa da domenica scorsa. Abbiamo trovato un avversario che ha giocato in maniera diversa, un avversario a parer mio molto organizzato, che ci ha messo veramente in difficoltà. Siamo passati svantaggi, siamo stati bravi, svantaggio, scusa, siamo stati bravi a riprenderla, però vedevo che la partita era viva perché loro di ripartenza erano abbastanza pericolosi. Noi i primi 20 minuti eravamo un po' impacciati, non ho capito ancora bene il perché. Fortunatamente la punizione di Tarantino ha dato una scossa e poi diciamo che forse abbiamo preso anche le misure e siamo stati bravi a portarla a nostro favore. L'importanza di Pippo Tiscione in cabina di regia. Guarda, è riduttivo parlare di Pippo, devo parlare io di Pippo, non credo che lo scopriamo oggi, però oggi voglio veramente elogiare tutti i ragazzi perché in settimana lavorano, mi seguono, me e tutto lo staff, gli faccio i complimenti perché, sai, iniziare non è mai facile. Ricordiamoci che il Pro Falcone è una neopromossa dove penso e credo che la maggior parte di loro giocano tutti assieme, quindi sai, squadra che si conosce, noi squadra tutta nuova, quindi un plauso, sarebbe riduttivo parlare soltanto di Pippo. È chiaro che Pippo per noi è un valore aggiunto, è inutile nasconderlo, però non dimentichiamoci che anche chi è subentrato ha cambiato la partita e ha fatto sì che noi oggi insomma, abbiamo portato il risultato a favore nostro. Mister, in che cosa vorrebbe vedere miglioramenti nelle prossime partite? Guarda, lavoriamo su certe dinamiche, su certi principi e i ragazzi lo sanno. Forse oggi eravamo un po' in mezzo al campo, un po' contratti, la palla diciamo che non, come dire, non lavorava per come noi siamo abituati in settimana, ma va anche gran parte di merito, io lo do anche all'avversario che era messo bene in campo, quindi sai, c'è sempre da migliorare e sicuramente lavoreremo per questo e ci faremo trovare pronti perché battaglieremo tutte le partite.